Mi sembra di conoscerlo a me. Pronto? Ehi, Sì? sono io. Avete visto lo scherzetto che ho fatto? Ho messo in ginocchio l'Italia, sai? Sì, in ginocchio da te. Senta, vabbè che a parte che la conosco sta voce, ma è stato lei a causare l'incidente? Mi fischiano le mani, lo sai? Le mani le fischiano, sono talmente grandi, Dico, è stato lei a causare tutto sto casino? Sì, certo, insomma. Allora, perché? Ero a Monghidoro, non sapevo cosa fare. È solito. Sai, hanno levato il flipper che c'è al bar. Ah, certo, allora lei giustamente deve trovare. Allora mi stavo rompendo le palle guardando il giro. Ecco. A un certo punto ho detto, sai cosa faccio adesso? Mi metto una bella maglia rosa di mia moglie. Ho preso la bici di mio figlio Banana. Sai che c'ho due Banana, figli? sì, certo. Due figli, uno Banana e uno l'altro Lampone. Lampone, appunto. Sì. Se ci ascolta davvero ci querela stavolta. Banana e Lampone. No, sinceramente erano i miei nipoti, quelli là. Ah, erano i nipoti, I esatto. gemelli. Banana e Lampone, sì. Nipoti Sì. di mio figlio Marco. Sì, ecco, canta, non ce la fa, più forte di lui. Dicevo, insomma, ha preso la maglia rosa di sua moglie. Sì, allora ho incrociato il gruppo all'88° chilometro e ho cominciato a seminare un po' di zizzania. Di zizzania, come ha fatto? Zizzania, ho fatto. Sì. Mi sono avvicinato a Gasparotto. Sì. Che è un ciclista. E gli ho detto, uè Gasparotto, lo sai che Bettini si fa tua sorella? Ma non è bello dire queste cose, scusi. Poi sono andato da Bettini e gli ho detto, Bettini, vai dal Gasparotto che ti deve dire una bella cosa. Immagino. Si sono presi ammazzate, te credo. sono caduti come delle pere cotte, si sono smaronati tutti quanti. Ma perché fa così? Perché sono bastardo. Sono un bastardo dentro, basta, l'eterno ragazzo adesso Cugia. Gli ha detto di fare. Ha tentato di imbastardire Funari, ma non ce l'ha fatta. Mentre io sono rimasto carogna. Ecco, c'è riuscito benissimo. Niente da fare. A proposito, prenotato per gli internazionali femminili di tennis di Roma. Ah, dove vai? In tribuna? Ma va. Vado nello spogliatoio. Ho già un piano. Sai cosa faccio? No. Mi nascondo nudo nell'armadietto di Serena Williams. Appena scatta la serratura, io balzo fuori, mi abbasso il pantaloncino e dico accendilo tu. Grazie a Gianni Morandi. Vabbè. Cronaca. Sì. Su tutti i giornali e telegiornali, ieri in Australia, dopo una gara dei campionati del mondo di nuoto, l'allenatore della nazionale ucraina ha picchiato la figlia, l'avete visto, no? Rea di non essersi qualificata nelle finali. Pensate, noi siamo in collegamento con Melbourne, dove c'è al telefono il papà incriminato. Pronto? Ciao, pronto? Ma dai, ma come? Ho picchiato quella deficiente che non se n'è pure qualificata. Ma io... Questa voce la conosco, Scusi, una domanda, ma perché ha picchiato la ragazza? Ma niente, ero a Monghidoro. Mi annoiavo, allora ho preso l'aereo, sono andato fino a Melbourne. Mentre viaggiavo mi sono detto, allora, la prima che non si qualifica la meno. Ma scusi, ma mi faccia capire bene, allora lei non è il padre? Ma quale padre? La prima volta che la vedevo. Adesso devo andare che già so che sono in Australia e mi diverto un po'. Ah, va a visitare Sydney, Melbourne, va a fare un po' il turista. Canta, Dicevo, vado a sparare canguri adesso. Sai, spero di essere fortunato, magari becco anche qualche aborigeno. Grazie papà. Grazie. Questa voce la conosco io. Ancora, sai che Bertinotti ieri è stato fischiato, contestato alla Sapienza, tu non lo sapevi? Sì, che gli hanno gridato delle cose pesanti. Di tutto, sì, gli hanno detto guerra che era fondaio. sì, che... Noi siamo riusciti ad avere il capo dei contestatori al telefono. E adesso una breve intervista. Dobbiamo fare cose pesanti. No, però quello che l'hanno fischiato e noi abbiamo quello quello che l'ha fischiato, almeno ci dà una spiegazione. Scusami, in un paese civile uno fa una contestazione e ti dice perché. Sentiamo, è il capo dei contestatori. Pronto? Bertinotti, carogna, ritorna nella fogna. Ma almeno ci lasci iniziare, scusi, E poi questa voce a me sembra di conoscerla. Mi dispiace, ma devo mantenere l'anonimato. Vabbè, ma almeno ci spieghi perché l'avete contestato, scusi. Ero a Monghidoro, mi
mi stavo annoiando, allora mi sono detto... Ma sì, vado all'università alla Sapienza a fischiare il primo che capita. Ah, ecco. Così per rompere i coglioni. Ecco, vabbè. E cosa ha gridato? Ho guidato Guerrafondaio e poi ho cantato gli han detto vai in Afghanistan, spara ai Taliban, e poi ho fatto il doppio turno. Doppio turno, perché scusi? Poi è arrivato Mastella e ho fischiato pure lui. Ah, ecco, visto Senti, che adesso devo andare, anche per oggi ho 2 appuntamenti. 2? Allora, prima vado sotto al Quirinale e poi vado in piazza San Pietro. Ho già pronta la canzoncina. Che Senti canzone? questa. Osteria del Vaticano. Benissimo, grazie, arrivederci. Grazie a Gianni. Sì. Ehi, sono Gianni Morandi, avete bisogno di un autobus? Ma scusa Gianni, sei tu, ma perché hai sequestrato un pullman? Ma guarda, ero a Monghidoro, mi stavo annoiando, siccome non mi veniva un sudoku. Un sudoku? Mi sono detto, ma dai, vai in giro a fare qualche cazzata. Ecco, infatti. Non avevo voglia di guidare, ho deciso di prendere l'autobus, però non avevo il biglietto, allora mi sono proprio preso tutta la corriera. Bravo, sono salito come un normale pendolare, ho incaprettato il conducente, poi mi sono messa io alla guida. Bene, è stata la prima volta che quella corriera è arrivata in orario, lo sai? Certo. Però ho finito i pacchettini per il vomito. Immagino. Quindi, insomma, il bello è che prima di partire li avevo bucati tutti, lo sai? Ah sì? Ah, bravo, i sacchetti per il vomito. Certo, così la gente vomitava e andava tutto sparso per terra. Potevi andare dalla mamma a prendere il bus. Senti Gianni, scusa, ma perché alla fine ha incendiato il bus? Ma sai, volevo accendermi una sigaretta, ma l'accendesigari non funzionava, allora ho dato fuoco a tutta la corriera. Ah, bravo, complimenti. E prima che tutti i passeggeri uscissero di corsa dal bus, ho controllato anche i biglietti, lo sai? Ho fatto anche 3 multe. Sono un bastardo vero. Senti, vado a Valencia. Cosa vai a vedere l'America Cup? Sì, vado a fare un buco nello scafo di Luna Rossa. Così vedi come cazzeranno bene poi dopo. 1 su 1000 annegherà. Bene, grazie a Gianni Morandi. Si chiama John Woodcock. Si chiama John Woodcock. Ora... cerchiamo di stare tranquilli, se no che questo poi ci chiama e dice fate i furbetti, venite un po' qua, perché questo è... anche noi qualche scheletrino o l'abbiamo avuto, la mamma io li ho dov'è? avuti, ma tu hai scheletri, le catacombe etrusche, cioè, tu hai scheletri equini. Sì, proprio, io ho una macelleria equina proprio. Allora dicevo, per non dire sempre le stesse cose, io direi chiamiamo, anzi guarda, io la mamma di dov'è? La mamma di Napoli, mi la mamma è di Napoli, lui papà inglese. Papà inglese, mamma napoletana, papà inglese, famosissimo John Woodcock. Allora, sentiamo, prova a fare il numero, dai. C'hai il numero? C'ho il privato? Numero. Sì, suo, il telefonino, il telefono suo, dell'ufficio. Il telefono dell'ufficio. Sentiamo, di casa. Pronto? Ladies and gentlemen. Chi è? From Potenza, Italy, the great, the only Henry John Woodcock. E che è sta roba? Buongiorno. Pronto? Buongiorno a tutta Italia. Mi sembra la voce di Pino Daniele. Sembra uguale, no? Buongiorno, dottore. Vi dico subito che il telefono è registrato, dunque non diciamo cazzate. No, vabbè. Che poi venite da me e iniziate a piangere e a fare i nomi di chiunque. Vi ho pisate, Va bene, dottore. Il pecorino di Fossa e non ne potevo più. Allora. Ma Gianni, ma tu sei rapitore. Scusa, ma perché lo hai fatto? Beh, ero a Monghidoro, mi stavo annoiando, non riuscivo ad addormentarmi, allora mi sono messo a contare le pecore, ma quando sono finite le pecore mi sono detto, adesso serve il pastore. Allora me la sono andato a prendere, sono andato in Sardegna, sono passato per il Billionaire solo per cagare dentro lo yacht di Briatore e poi sono andato in Barbagia vestito da pecora. Vabbè, e poi? Quando Pinna mi si è avvicinato per tosarmi, l'ho preso, l'ho incaprettato, l'ho messo dentro la bocca. Eccola. C'è un grande prato verde dove chiedere riscatti. Bene Gianni, senti, non è chiara una cosa. Hai chiesto anche il riscatto però, Ma certo,
Beh, comunque il rapimento era per beneficenza. Sì, vai. Basta con queste menate, la partita del cuore, con la nazionale cantanti, l'8 per 1000, con i rapimenti, sudi di meno e raccogli più soldi. Certo. Dovresti farlo anche tu. Sì, mi manca solo questo, poi sono poi. Senti, a chi l'hai devoluti i soldi? Beh, a Lucio Dalla. Ah. Basta guardarlo in faccia per capire che ha bisogno di un sacco di beneficenza. Ecco, bravo. Ho i nonni della casa di riposo di Monghidoro che mi aspettano come ogni martedì pomeriggio per la passeggiata settimanale. Ah, bravo, vai a fare volontariato allora. Sì, li accompagno tutti in un putantone. Ma no, dai! Parlami di te, bella signora, dimmi quanto vuoi per aver paura. Ecco, bene, grazie. Sì. Ehi, sono Gianni Morandi, avete bisogno di un autobus? Ma scusa Gianni, sei tu, ma perché hai sequestrato un pullman? Ma guarda, ero a Monghidoro, mi stavo annoiando, siccome non mi veniva un sudoku. Un sudoku. Mi sono detto, ma dai, vai in giro a fare qualche cazzata. Ah, Siccome ecco, infatti. non avevo voglia di guidare, ho deciso di prendere l'autobus, però non avevo il biglietto, allora mi sono proprio preso tutta la corriera. Bravo, sono salito come un normale pendolare. Ho incaprettato il conducente, poi mi sono messa io alla guida. Bene, è stata la prima volta che quella corriera è arrivata in orario, lo sai? Certo. Però ho finito i pacchettini per il vomito. Immagino. Quindi, insomma, il bello è che prima di partire li avevo bucati tutti, lo sai? Ah sì? Ah, bravo, i sacchetti per il vomito. Certo, così la gente vomitava e andava tutto sparso per terra. Potevi andare dalla mamma a prendere il bus. Senti Gianni, scusa, ma perché alla fine hai incendiato il bus? Ma sai, volevo accendermi una sigaretta, ma l'accendesigare non funzionava, allora ho dato fuoco a tutta la corriera. Ah, bravo, complimenti. E prima che tutti i passeggeri uscissero di corsa dal bus, ho controllato anche i biglietti, lo sai? Ho fatto anche 3 multe. Sono un bastardo vero. Senti, vado a Valencia. Cosa vai a vedere l'America Cup? Sì, vado a fare un buco nello scafo di Luna Rossa, così vedi come cazzeranno bene poi dopo. 1 su 1000 annegherà. Bene, grazie a Gianni Morandi. Oggi l'hanno preso. Hanno preso il piromane che incendia tutto, ma noi abbiamo un filo diretto adesso con il vicequestore, vero, Maurizio Improta. Pronto? Perché pronto, dottor Improta? Dottor Improta? No, per favore, dobbiamo interrogarlo per primi. Sì. Sull'inchiesta c'è il massimo riservo. Sì, ho capito. Almeno una domanda gliela possiamo fare. Radio 2, dottor Improta. Un attimo, lo stanno portando. Un momento, eccolo. Sì, per favore, ci faccia. Per favore. Ci scusi? Per favore. Signor Piromane, ci sente? Ce la fa una dichiarazione? Ciao ragazzi. Lasciatemi, forza, non mi tenete così, ho le mani troppo grandi per le manette. Allora dai, amati, per 2 motorini che ho incendiato. Ma Gianni Morandi, forza, dai, ridatemi il lanciafiamme. Ma Gianni, ma perché l'hai fatto? Me l'ha detto Cugia. Scusate, sono il bastardo di Monghidoro. Il bravo ragazzo, sai cosa ho fatto? Che hai fatto? L'ho mandato a cagare. Lo sai che sono stato al porto di Messina e ho piantato il cartello benvenuti in Africa. Ma no, dai, ma è cattiveria pura. Il Napalm ce l'ho. Sono i Viet Cong che mi mancano. Sono cattivo, è bello sparare ai Viet Cong. No, non è bello. Sì, me l'ha detto Cugia. A me Cugia mi dice queste cose. Ogni tanto lì. Parto a cantare. Sai che ieri ho licenziato i miei domestici? E perché l'hai colti a rubare? No. Così. Senza motivo. Così, vabbè. Detto fuori dalle balle. Sì. Ma siamo senza lavoro, adesso non abbiamo niente da mangiare. Beh, allora ho raggiunto il mio scopo di bastardo. Ah, bravo Gianni, così. Ma dai, ma non si fa. L'hai vista la puntata ieri? Sì, l'abbiamo vista tutti, dai. Sai cosa ho fatto prima delle prove? No. Vuoi che te lo dico? Dicelo a questo punto. Ho pisciato nei sacchi dell'orchestra. Dai. Ma dai. Allora è meglio che non ti dica cosa ho fatto nei tromboni. No, ecco, non ce lo dire che lo intuiamo. Appena è partita la sezione fiati ho rifatto i lifting. Ma che schifo, dai. Ascoltami che il fucile di precisione ce l'ho. È il lupo in via d'estinzione che mi manca. Ma che cattiveria dai, facciamoci prendere dal panico. Ecco, non facciamoci prendere. Lo zucchero ce l'ho. Sì. È il serbatoio di Alonso che mi manca. Ma no, dai. Che è il telefono? Un attimo. Sì. Ma è pronto? Sentiamo.
Diego, ciao. Ah, è Cugia. È Cugia. Sì, sì. Dimmi, Diego. Sì. Certo. La benzina? È solo quella agricola. Vabbè, la benzina. Va bene lo stesso. Vabbè. Gli stoppini li porto io. Ma dai, già... E la diavolina chi la... Anche te? Vabbè. Ma tu sei sicuro però che lo Stelvio sia una riserva naturale? Ma non andatela! Gianni! Va bene. Chiama un avvocato, se no arriva in ritardo. Vabbè, dai, grazie bene, devo Gianni andare, Morandi, ma dai. grazie. Ma perché? Lo portano via. Ma pensa te. Vabbè. Come sono andati i fatti? Pronto? Pronto, buongiorno, ciao. E se non avessi più te. Questa voce mi sembra riconoscere. Allora, mi senti? Sì, ti sento. Ero a Monghidoro, mi stavo rompendo i maroni, allora avevo voglia di un involtino primavera e mi sono detto Hong Kong è troppo lontano, certo. allora vado a Milano in via Paolo Sarpi. Sì. A un certo punto... Ma se fa così si riconosce, non posso dire chi sono. No, perché lei è in anonimato. Cioè. Figurati. A un certo punto diceva? Sono andata a Milano in via Paolo Sarpi. Sì. Allora a un certo punto ho visto una signora cinese con la sua auto parcheggiata. Lo sai che quest'auto aveva i fari a mandorla? Ma non dica fesserie, dai. Senta, cosa è successo poi? Niente, sono andato da un vigile urbano e gli ho detto ehi Ghisa! Ha fatto una spia. Gli ho detto guarda quell'auto là, fagli una bella multa. Allora mentre il vigile faceva la multa, io con la mia manona ho toccato il culo alla signora. Mentre era girata le ho detto signora, il vigile le ha toccato il culo. Ma senti tu come contorto. E allora la signora cinese ha chiamato tutta la sua famiglia per lavare l'onta. Tutta la famiglia, addirittura tutta la famiglia. Tutti erano in 11.000. Purtroppo il capofamiglia era un cugino di secondo grado di Bruce Lee, si è scatenato un parapiglia, insomma, botte da orbi. Immagino. Grazie perché vi siete menati. Tra l'altro sai cosa ho fatto mentre si menava? Sono andato e mi sono fatto un paio di negozi. In che senso ti sei fatto un paio di negozi? Sono entrato dentro e ho zanzato tutto quello che potevo. Pensate, 16 giubbotti di pelle di marche famosissime, proprio cinesi, tipo? famose. Agrodolce Gabbana, Certo. Armani, Versace, certo. Valore complessivo €1. Vabbè, qualcosa ti sei portato a casa. Devo andare ragazzi, Grazie. vi saluto che forse oggi pomeriggio ci si mena nuovamente. Grazie al sobillatore, eccolo qua, grazie. E abbiamo avuto al telefono il sobillatore. Eccolo. Sapevo io che... Ma Gianni, ma tu hai rubato... Insomma, ero lì, ero in Albania ed era l'unico Rolex d'oro in tutti i Balcani. Non cosa cantare dovevo che fare? Insomma, fregare l'orologio a un povero pastore albanese che sembrava, insomma, certo. che c'era lo swatch falso. Dovendo scegliere. Allora, poi stavo giocando a una caccia al tesoro con Bin Laden. È una caccia al tesoro che si fa tra bastardi. Come Eravamo funziona? io, Bin e un paio di vecchi nazisti rincoglioniti che vivono a Brasilia. Ecco. È un signore di Scandicci, però di quello non posso fare. Meglio di no. E Vanna Marchi. Quali sono le altre prove della caccia al tesoro, ci chiediamo? Fra amici non cantare che ti si riconosce ancora di più. Allora, settimana scorsa bisognava fregare la papalina del Papa. Una roba quasi semplice. Lo sai che c'ero quasi riuscito? Mi sono buttato a pesce. Mi ricordo questo fatto di cronaca. Eri tu quello che si è lanciato ero arrivata sulla papa mobile ma mi hanno bloccato. Senti, però mercoledì prossimo all'Angelus non mi frega. Sì, arrivi, ho capito. Mi vesto da bambino da battezzare. Tanto la faccia da giovane. E appena mi prende in braccio gli zanzo la papalina. Non è una prova facilissima. Ma questa è una cazzata, a confronto
al confronto di quella che deve fare Carlo d'Inghilterra. Ah, pure Carlo d'Inghilterra, Sì. qual è questa prova? Beh, deve trombarsi Camilla tutte le notti. Sì, ovviamente. Grazie a Gianni Morandi e la sua gang di bastardi. Ciao, sono Gianni Morandi. Già, ma va. Sono io, l'eterna carogna. Sì, Sono andato in tournée in Sud America per arrotondare un po' gli incassi. Ogni tanto canta, capito? E ho deciso di portare con me così qualche piccolo souvenir dalla Colombia. Ma quali souvenir? Sono quintali di cocaina, Gianni. Beh, ragazzi, ci devo fare i regali di Natale. Io, certo, lo sai quanti ce ne vengono. Sai, per i vecchietti, i vecchietti della casa di riposo di Monghidoro. Cioè? È stata un'idea di quel simpaticone di dietro con Cuggia. Cuggia, sempre lui. Sì, mi ha detto, dai Gianni, rendiamo movimentato il viaggio di ritorno. Allora ho chiamato i miei amici del cartello di Medellin proprio e amici. mi hanno preparato un bel carico di roba, sono un bastardo vero. Ma insomma, dai, Gianni, non è il caso. L'amico del cuore ce l'ho, è sua moglie che mi manda. Bravo, cioè proprio bastardo. Sapete che oggi è uscita la mia autobiografia? Ah, sì? Lo sapete? Lo sapete? Come si chiama? Si intitola Diario di un ragazzo italiano. Sì? Farà il giro così nelle maggiori librerie italiane. Certo, per presentare il tuo libro al pubblico. Ma va, No. un giro così per bruciare i libri degli altri. Ce l'ha suggerito Cuggia, ragazzi. Grazie Gianni, grazie, basta. Il Chi è? segreto. Chi è? Vi sveleremo chi è il transessuale. Ce l'abbiamo al telefono? A cui Sircana ha chiesto informazioni. Esatto. Ora sentiamo. Proprio lui è il transessuale in persona, cioè al telefono siamo riusciti a rintracciarlo. E adesso sentiamo. Pronto? È in linea? È in ascolto? Ciao, pronto, sono qua. Ma come? Ma come? Senti, questa voce io la conosco. Vabbè. Ecco, ci può dire per favore il suo nome? Non posso, purtroppo devo mantenere almeno l'anonimato. Ma senta, ci può dire almeno come si sono svolti i fatti? Beh, allora, ero a Monghidoro, Guarda, mi annoiavo, allora mi sono messo una parrucca bionda, una minigonna e sono sceso in città. scusi, ma perché Sircana si è fermato proprio da lei con la macchina? Deve avermi scambiato per qualcun altro. Insomma, mi ha detto Gianni, ma che ci fai con la parrucca bionda? Allora che il mio amico fotografo ha scattato le foto. Ah, pure lei ha organizzato tutto, ma perché lo ha fatto? Ma scusi? niente, così. Per far cadere il governo e per rompere i coglioni a qualcuno. Ecco, proprio. Vabbè. Ma scusi, sta arrivando un'altra auto blu, un attimo. sì. Uè, Clemente! No, basta, grazie, arrivederci. Va bene, A volte non basta e quindi niente, infatti era il 42esimo del primo tempo. Quando a un certo punto arrivò chi? Lui. Attenzione perché mi ricordo c'era una palla per Lizarazu, si giocava contro la Francia ma erano altri tempi. Baggio, quando dice Baggio. Attenzione palla per Roberto Baggio. Ma anche il nuovo, quello di Sky. Aspetta, quello di Sky è forte. Sì, è forte. Su quello mi hanno mandato a casa però. Perché? No, ma Attenzione. Anzi, che è successo? Attenzione, no, è l'angolo del bassista Carmelo. Perché noi abbiamo un bassista che fa il comico, tra l'altro lui scrive una battuta al giorno che non fa ridere, ma sono delle freddure micidiali, però c'è anche il jingle, l'angolo del bassista Carmelo, ve lo ricordate? Eccolo. L'angolo del bassista Carmelo. Dai. È uno di quei jingle che tutti i programmi dovrebbero come le sue battute del resto. Certo, sentiamo. è proporzionato. Sentiamo la battuta? Sai che la sto leggendo e non la capisco. Lo so. Leggila così, dai che. Ecco, la sta leggendo. Ecco. Vai. La deve capire. L'ho capita adesso, scusate. Pensa a te. No, non è tu l'hai capita ora. No, non è difficile, è che talmente capisci. Sì. Allora, Berlusconi. Sì. Sono andato in America per dimostrare che almeno per una volta nel CDL siamo stati uniti. Ed era l'angolo del bassista Carmelo, che adesso ci farà una bassata. Faccina un assolo di basso perché devono capire che sei vero. Vai, sleppato.
Senti che roba. Ti ricordi quella dei Commodore? She's a brick. She's a brick. She's a brick. She's a brick. È entrato Margherita il sale. no, basta. Basta. Margherita ma Margherita È morta, Margherita adesso Ma chi te la tocca? No, ma noi lo mettiamo questo pezzo per par condicio, capito? Abbiamo certo. parlato di Berlusconi, abbiamo fatto la cosa di Berlusconi, quindi subito Margherita che certo. perché se noi possiamo. C'è nonno Mike a casa che l'abbiamo disturbato. Eccolo, signor Mike. Buongiorno. Ma cosa fate? Che? Questo è cazzeggio bello e buono. Vabbè, lo sa, signor Vi Mike. siete messe lì a giocare col fava, come si chiama? Ma no, cotta fava. Vabbè. Perché Non fate fava? ridere mica nessuno, eh. Vabbè, signor, ma noi Cosa ridiamo. fate? Insomma. Giocate sulla cultura, non siete capaci. No, l'abbiamo Ve l'ho vista detto, ieri. Infinito a posto di participio. Vabbè, lo sa. Buongiorno, insomma. Tra l'altro io ho un conto in sospeso con quel signore là. Come mai? Lo sapete, no? Perché? Con Ecco. Perché? Che è successo? Non lo sapete? No, io non Ma lo hai so. fatelo spiegare da Cottafavi. Allora. Che è successo? La tua ignoranza. Lo so, varca gli oceani, però non lo Forza, sapevo. Glielo vuole dire Cottafavi? Come mai? Cosa ha fatto Ecco su di me? Ah, non lo sai? Ignorante, non sai che ha scritto un libro che si intitola? Si intitola? La fenomenologia di Mike Bongiorno. Fenomenologia. Vabbè, mi ha preso ben bene per il culo. Ecco. C'era un po'. Te lo devo dire, lo devo dire. L'ha fatto in modo elegante, però l'ha preso. fatto. Vabbè. E sappi che me la sono legata al dito. Bene. E questo cosa vuol dire? Che lo punirà? Lo punirò, non lo so se lo punirò. Ok. Insomma, Di certo non lo inviterò al migliore. ecco, va bene. Se mai farà una puntata sugli scrittori. Forza. Come sta? Chi? Lei? La sento un po' alterato, può darsi? Forza. È scesa un po' la temperatura, lo sapete? Sì. La Daniela purtroppo ha voluto fare il cambio degli armadi. Vabbè. Sapete che casino Vabbè. che c'ho in casa. Vabbè, capirai, per qualche vestito buttato là, cioè no. Baldini, ma mi capisci quando parlo? Perché? Ho detto che ho fatto il cambio degli armadi. Cioè? La Daniela ha fatto venire una squadra di falegnami per costruire di sana pianta altri armadi. Lo sai quanti vestiti ha la Daniela? No, quanti allora, no. l'armadio più piccolo è come il monolocale dei miei filippini, pensate. Vivo in mezzo al legname, ho i trucioli anche in mezzo ai maroni, che devo fare? Forza Mario Bianchi, manda la sigla e iniziamo la trasmissione. Forza, coraggio. Allora, amici ascoltatori, buonasera e benvenuti al Migliore. La categoria che abbiamo oggi è quella dei fantini. Ecco qua il concorrente. Buongiorno. Buonasera, mi chiamo Pinzimoni e vengo da San Gimignano. Oi là là, avevo detto fantini, mica nani, Vabbè, lei lavora al circo. Ma no, noi fantini siamo piccini, oggi si farà meglio. Allora, non c'era bisogno che portasse anche il cavallo. Se lei dice di essere fantino, io le credo. Certo. Se faceva il muratore, cosa portava? La betoniera? Forza. Questo qua è Vinaccia, la bestia che monta sempre. Allora vuole ripetere perché lei vuole fare il toscano. Ma non lo sa fare. Siccome non lo sa fare, lei aspira e non si capisce quando parla. Poi apriamo una parentesi, mi sta alitando in faccia, ma di brutto, quindi cerchi di parlare voltato dall'altra parte. Allora, ho detto che questo è Vinaccia, la bestia che io monto sempre. Il cavallo. Che è sta roba? Poi da là. Ma questo quadrupede ha scaricato una torta di 5 kg. Lo devo scusare, signor Mike, ma il cavallo è emozionato. È la prima volta che entro in uno studio televisivo. E allora? E non è che io la prima volta che sono entrato in un ippodromo. Santa pazienza. Che cosa vuol dire? Mario Bianchi accompagna questo maiale travestito da cavallo fuori dallo studio, forza. Va bene, Mike, andiamo. Esce fuori. Passiamo alla domanda.
Allora, come al solito, le domande sono inerenti. Inerenti, che ha inerenti? Alla professione del fantino. Va bene, sentiamo. Allora, come si chiama in Georgo? Gergo. Che Georgo? Gergo, Mike. Scusate, siete sicuri? Sì. Sì, Mike. Avete controllato sul www.gergo.it? Sì. Sì, Mike. Allora, in gergo il cavallo che è stato sterilizzato. Sentiamo, Ti do 3 opzioni. Castrone. Del termine giusto. Eunuco o Baldini? Ma perfetto. Vabbè, castrone sarebbe troppo scontato. Eunuco è quando castrano un uomo. Ah, direi Baldini. Tu sorella. Risposta esatta, amici ascoltatori. E allora la puntata finisce qua. A domani. Allegria. Era Baldini, roba davanti. Grazie amici, a domani. Finito, Mike, siamo curiosi. Avete spento tutto? Sì, Mike. Vabbè, ma meno male che abbiamo finito, Ma che vale questa trasmissione? Fammi leggere un po' il giornale, va? Legge il giornale. Allora, che palle, guarda. Qua la prima pagina degli spettacoli. Pippo Baudo a Sanremo. Capirai la novità. Sarebbe come dire prendo Sean Connery per fare 007. Ma è un vecchio decrepito. Mi immagino il film, Il film? 007 dalla Russia con l'artrosi. Oppure 007 operazione prostata. Ormai Pippo Baudo può fare solo Domenica X. Vabbè, anche andiamo, dai. Stasera è venerdì, sono di turno con la Daniela. Arrivederci. Grazie. Ecco, stacchiamo. Se c'è, pronto? Oilala. Pronto, signor Mike? Come mai mi chiamate a quest'ora? Ma è perché c'è un'ora per chiamarla? Solitamente mi chiamate alle 3. Vabbè, oggi abbiamo anticipato così ci risponde, insomma, ecco. Lasciatemi stare, forse. Perché? Sto finendo di montare i film. I film? Quali film, scusi? Avete presente Woodcock, il PM di Potenza? Sì, il pubblico ministero, ma cosa c'entra? È un mio uomo. Ma come un suo uomo adesso? Pensate, amici ascoltatori, sono io la mente oscura, l'eminenza grigia, il grande burattinaio. Burattinaio in italiano. Volete una prova? Va bene, ci dia sta prova che lei è... Allora, sapete che cosa vuol dire Woodcock in americano? Sì, abbiamo un... Significa mazza di legno. Sì, esatto, vuol dire così. Pensate, il soprannome che mi diedero quando ero un incursore dei Marine. Comunque, le foto sono nulla rispetto ai filmati che sto preparando. Ma scusi, questi filmati poi li consegnerai ai giornali? No. Ah, meno male. Li trasmetterò direttamente su Rete 4. Ah, proprio? Sono già pronti i titoli dei filmati. Ah, gli ha dato pure un titolo ai filmati. Ci faccia un esempio. No, non vi posso dire nulla. Come no? C'è un cortometraggio, pensate, dove si vede Orietta Berti, amici ascoltatori, in atteggiamenti lascivi con 3 palafrenieri. Cosa c'è da ridere? Io non lo so. Cremonesi che il palafreniere lo fa ridere. E come si intitola questo corto? Questo corto? Si intitola Ho voglia di 3. E poi ce n'è uno su Piero Angela appeso per i piedi a una trave sopra una donna nuda. Cioè, appeso sopra una donna. E questo come si intitola? 3 metri sopra il pelo. No, signor Mike! Lo so, le cose vanno dette così come sono, certo. Non vi scandalizzate. No, va Se bene. adesso vi scandalizzate perché dico una parola, quello certo. che sta succedendo adesso. Ah, allora certo, cosa? allora. Ne ha altri poi? Sì, beh, c'è Magalli che spia un'orgia dalla finestra di casa sua, la finestra sul porcile, amici ascoltatori. Adesso mollatemi, dai, devo andare, tra le altre cose sto ultimando un lungometraggio sulla mia vita. Sulla sua vita? Anzi, dalla vita in giù. Come si intitola? Un uomo chiamato Cavallo, amici grazie. ascoltatori. Arrivederci, forza allegria, chiamatemi dopo. Forza. Grazie signor. Abbiamo con noi qui a Bologna Samuele Bersani. Mike, buongiorno adesso. Mike, buongiorno, c'è. A casa come al solito. Sentiamo se c'è il nonno Mike. Sentiamo se c'è. Magari conosce Franco. Allora, amici ascoltatori, forza. Signor Mike, buongiorno. Buongiorno.
Amici ascoltatori, si dica. Che abbiamo Franco Battiato qua. E allora? No, lo volevamo dire, cioè, così. Magari le faceva piacere, lo conosceva, non so. Franco Battiato? Sì. Me lo ricordo, si ispirò a me per scrivere una canzone. Quale? Vi ricordate? Quale? L'era del cinghiale bianco. Amici ascoltatori, allegria, forza. Bianco perché era anziano, giustamente. Certo. Allora, forza, sì. Non ho tempo da perdere con queste ciance. Bene. Qui dobbiamo guadagnarci la pagnotta. Certo. Allora, mi trovo, ecco, intanto sono qui, non ne potevo più di queste trasferte. Bene. Lo spot lì allo stabilimento Rovagnati mi ha distrutto. Certo, lei non è più giovane, ha una certa età ormai, dunque. Allora, vecchi si diventa tutti, lo sa, sì. Intelligenti no, purtroppo. Io riesco ancora a farne 4. Fare una gara di triathlon. Che triathlon? Presentare una telepromozione, mi rimane ancora qualche energia per venire a casa tua, sfondare la porta a cornate e prenderti a schiaffi. Okay. Santa pazienza. Sì. Allora, dov'è il piccolo triceratopo? È pronto? Mike, guarda che questa telepromozione non prevede la presenza di un bambino. Ma perché, Mario Bianchi? Si tratta di profilattici, Mike. E allora chiamiamo tua moglie. Certo. Allora, quante volte te lo devo dire, Mario Bianchi? La presenza del bambino è necessaria. Perché? Amici ascoltatori, perché il telespettatore si intenerisce e corre a comprare il prodotto. Certo, Va bene? Forza, dai, portatemi il piccolo callo infradito. Eccomi, che bello! Sono in televisione! Posso salutare i miei genitori? Tu li vuoi ancora, i tuoi genitori? Sì. E allora stai fermo e zitto, va bene? Immobile come una lapide, hai capito? Sì. Forza Mario Bianchi, se non gli scrivo sopra, qui riposa serenamente. Allora, forza, manda la sigla, Mario. Mettiamo la promozione. Dall'alto di una decennale esperienza medica, Rovagnati presenta i nuovi profilattici, amici ascoltatori, i porci lattici. Forza dei presidi medici per la profilassi in morbida cotenna di maiale, amici ascoltatori. Ma questi palloncini non vanno bene, mi si gonfiano. Lascia stare i goldoni, va bene. Quelli non si possono mica gonfiare. Allora, forza, se continui a rompere i maroni ti gonfio io. L'avevo detto, Mike, che il bambino per questo prodotto non andava bene. E io te l'avevo detto, Mario Bianchi, che andava meglio su tua moglie, lo sai? Allora, se non vuoi che salga su e usi questi cosi su di te, rimanda la sigla, forza. Meglio. I nuovi profilattici di Rovagnati, i porci lattici, nella versione con unghioli, stimolante per lei, e a codino di maiale, ritardante per lui. Che è successo? Se ne è rotto uno. Aia. È quello che è successo a tuo papà quando sei nato, giusto? E allora facciamo come vuoi tu. Giochiamo, facciamo come vuoi tu. Ti piacciono questi palloncini? Sì, mi piacciono tanto. Ne vuoi gonfiare uno? Sì. Allora va bene, prendi questo, così, bravo. Ecco, comincia a soffiare. Bravo, ancora un po'. Ecco, adesso rimani fermo. Fermo che lo facciamo scoppiare. Fermo un attimo, Ma guarda che strana traiettoria ha fatto quel palloncino. Guarda che quello non era il palloncino del bambino, Mike. Ma dai, va bene. Mi va bene, anche così. Allora per oggi abbiamo finito. Forza Mario Bianchi. Andiamo sul set della telepromozione di Mastrota e gli mettiamo il Viagra nel risotto. Ok, così prima lo assaggia e poi si fa il cameraman. Andiamo. Forza, allegria, amici ascoltatori. Grazie. Mike, buongiorno. Come sta? Oi là là. Voi della radio come state? Bene, grazie. Tutto bene? Mike. Allora, bene, forza che cominciamo. Sì. Allora, so che sabato Fiorello va a Pesaro. Sì, è vero.
L'hanno detto fare lo spettacolo. Sì, è vero. Pensate che io a Pesaro facevo la pubblicità per i fornelli a carbonella. Lo sapete, ci sono le cucine lì, no? Certo. Mi ricordate? Lo Scavolino mi ricordo all'epoca, il più amato dagli italiani. Ecco. Ma erano altri tempi. Sì. Vabbè, come si chiama lo spettacolo di Fiorello? Volevo fare il ballerino. Anch'io mi ricordo che per un periodo mi sono occupato di balletti. Lei ballava? Diciamo che facevo ballare la Raffaella Carrà. Pensate, niente po' di meno che adesso sono cose che a distanza di anni si possono dire, diciamolo pure, sì, diciamolo. Avevo una relazione con la Raffaella, forza amici ascoltatori, la Terra. Allora, una liaison. Si dice un liaison. Mi ricordo ancora del suo ombelico, pensate, io glielo pigiavo come fosse un pulsante del rischiatutto, pensate. Pensa che una volta mi ricordo che mi infrattai con lei nello studio 3, pensate, che era lo studio dove ci facevano lo Zecchino d'Oro, era pieno di porporina, ecco, lasciata in giro dall'amico Cino, in arte Mago Zurli, ve lo ricordate? Sì, lo ricordavo. Pensate, io gli dicevo sempre, ma come fai a stare alla tua età ancora con la Golden Lady? Insomma, guarda che ci rimani, E infatti se le ha tolte l'altro ieri a 70 anni suonati, amici ascoltatori. Comunque mi ricordo che lo studio era talmente pieno di porporina che quando uscivamo sembravamo due decorazioni natalizie. Senta, ma cosa fece in quello studio 3 con la Carrari? Devo dire che iniziai a polipeggiare finché non entrò a un certo punto Enzo Paolo Turchi, amici ascoltatori, che ci sgamò e, come si dice a Roma, ci beccò col sorcio in bocca, amici ascoltatori. E che successe? Io davvero, figlio di Indrocchio, feci finta di ballare con la Raffaella muovendo le mani a tempo. Enzo Paolo non si accorse di niente e disse, ma lo sai che questo nuovo ballo non è male, com'è che si chiama? Io gli risposi il tocca tocca e poi da tocca tocca diventò tuca tuca. Pensate che storia, ragazzi. Quindi sono l'inventore del tuca tuca. Va bene, che bello. Adesso pensiamo alle cose serie. Mario Bianchi, ci sei? Siamo pronti per la telepromozione? Pronti. Mi fa piacere che sei pronto. Beh, devo dire insomma che anche tua moglie è sempre pronta, lo sai? Siete pronti di famiglia, Allora, dov'è il bambino? Dov'è? Dai, Cerume, vieni qui. Sono contento di fare la telepromozione. Che cosa devo dire? Niente, ok? Tu devi tenere il becco chiuso, perché voi bambini servite solo a farvi vedere, così la gente si intenerisce e si vende di più il prodotto. Forza. Dunque zitto e fermo, se no ti percuoto con la piccozza, lo sai. Allora Mario Bianchi, fai partire la sigla. Dopo un lauto pasto, dopo che avete scrofanato come delle bestie feroci, l'ideale è verso un bicchierino del nuovo amaro Rovagnati, il Rovagnetto di Saronno, l'unico amaro distillato dalla sugna del maiale. Buonissimo. Oi là, il piccolo avvinazzato qui, Lascia stare la bottiglia di Rovagnetto, ma come ti permetti? Lo vedi che sei alticcio, Che figura faccio con i telespettatori, ma chi sei? Super ciuc. Va bene, Mario Bianchi, per favore, ripartiamo, forza. Rovagnetto di Saronno, distillato di maiale, avvolge le tue papille gustative come una setola, solletica e titilla il palato e ti fa grugnire di piacere. Stavolta c'è un altro litro. Pensa a te se devo assistere a questi spettacoli degradanti. Sei una piccola botte di rovere andata male. Guarda là, sei fuori come uno sfrattato. Ma cosa dovrei fare adesso? Ti dovrei imbottigliare? No, che ha fatto? Ma che E che è? Roba da matti. Scusate, ma mi ha vomitato sulle scarpe di capretto. Roba da matti. 900 euro di scarpe in capretto. Vi rendete conto? Mario Bianchi, abbiamo passato ogni limite, E qui bisogna fare una bella lavanda gastrica. Allora Mario Bianchi, forza, prendi un tubo da 20. Allora lo inseriamo per bene.
Se ci vuole qualcosa che sgorghi ben bene, Mario Bianchi, vai in macchina. Dovrei avere del paraflu. Ecco, ora cara piccola zampogna piena di liquami putridi, ti laviamo ben bene dall'interno. Ecco qua, versiamo il paraflu. Mamma mia, che schifo. Ecco, oh là là, ma guarda che strano, sta diventando blu. E visto che ci siamo, datemi anche l'asticella che gli controllo il livello dell'olio. Tutto a posto, non vi preoccupate. Allegria! Grazie. Allegria! Squilla già, aspetta, Ma non c'è quest'ora. Sì, c'è, ma si incazza che lo chiamiamo tardi poi. Non fa il pisolo quest'ora. No, quest'ora no, in genere fa la telepromozione. Pronto? Oi là là. Ecco, salve signor Mike, siamo noi della radio. Siamo qua. Dove siete? A Bologna. Oi la Peppa, Sì, siete nella patria del tortellino. Sì, signor Mike. Lei conoscerà bene Bologna, no? Bologna si sa famosa per i tortellini, ma anche per... No, signor Mike, la prego. Grazie, meglio lasciare... I cappelletti. Ecco. Sì. Anche se io si sa, io preferisco la lasagna. Ci credo. La conosce, insomma? Bologna la conosco bene, pensate, mi ricordo che ci ho fatto pure un giro, ma... bene, quali erano i cantanti? Sì? C'erano tutte le romagnole del momento, Tipo, c'era la Mailva. Milva, che Mailva? Adesso La Hive Zanicchi. Iva, sì. E la Orietta Berti. Orietta Berti, insomma, tutte donne, ecco. Secondo voi il Giro Mike per quale motivo lo facevo? Certo. Insomma, anche il Festival di Sanremo, non me ne è fregato, ma in nulla delle canzoni. Ma secondo voi nel 64 perché vinse Gigliola Cinquetti? Vabbè, me la ricorda, vinse con Non ho l'età per amarti. Se ne frega dell'amore. Insomma, posso assicurarvi che l'età per certe cose le aveva. Certo, immagino. Poi amore, diciamoci la verità, era solo sesso sfrenato. Ma dai, mai. Hai avuto una storia con la Cinquetti, ma dai. Beh, Mario Bianchi, tua moglie non è mica l'unica. A proposito, tua moglie ha vinto mai un Sanremo? No, Mike, mia moglie non sa cantare. Il compenso urla. Va bene, adesso per favore basta con queste amenità e fate entrare il piccolo Tarzanello vestito da bambino, vice ascoltatori. Chi è che batte i pugni sul tavolo? Chi è che batte i pugni? Forza. Ciao Mike, hai visto come sono bravo a palleggiare? Ma tu sai con cosa stai palleggiando? Sì, con un pallone da basket. No, stai palleggiando con i miei maroni, lo sai. Allora. È un funambolo. Sì. Adesso bando alle ciance. Stai fermo e cominciamo la telepromozione. Manda la sigla, Mario Bianchi. Forza Becco. Sigla. Dall'esperienza profumiera di Rovagnati, ma quando mai? Le nuove essenze aromatiche estratte dai fiori esotici come la porchidea, la lardenia, il tuliporco, la maialilla e il porcodendro. Ridagli sto pallone. Guarda Mike, lo faccio passare anche in mezzo alle gambe. Dalle gambe? Mario Bianchi, non temere, questa volta non dirò nulla, forza. Allora, piccolo Michael Jordan dei miei Meneghin, vieni qui. Se tu provi ancora a sbattere il cuoiaio pallonato sul pavimento, io ti stacco la testa e faccio un canestro da 3 punti, lo sai? Sì. Mario Bianchi, ripartiamo. Le nuove essenze profumate della Rovagnati per chi ha le ascelle pezzate, i piedi fetenti e a frori di baccalà. Ancora guarda che bravo, adesso sto palleggiando dietro la schiena. Hai sbagliato ancora, tu mi stai palleggiando sulle mie sacche di tabacco. Lo sai? Mi fai vedere questo pallone, fammelo vedere un attimo. Sì, guarda che bello. Ma lei che cosa fa con quel chiodo in mano? Cosa fa? No, nulla. Fammi vedere il pallone, vediamo. Guarda che bello che è.
piace? Sì, è bello. Sei contento quando si gioca? Il mio pallone è bello. È la tua cosa preferita? Sì, è il mio gioco preferito. E non la cambieresti per nulla al mondo? No, ci sono affezionata perché me l'ho regalato. E se si rompesse? No, ma non si può rompere. Ma come no? Ecco. Mike, hai bucato il pallone del bambino, Mike. Se per questo ho bucato anche tua moglie. Ma tu non piangi mica, Lei è cattivo. Tu piccolo non piangere. Questo... Su piccolo non piangere. E basta, Cremonesi, che sei pesante. Questa non è mica l'unica, non è mica l'unica disavventura che ti capiterà. Dai, su, vieni qui, che ti consolo. Ti è dispiaciuto? Che io ti abbia bucato il pallone? Sì, è stato cattivo. Ma no, non l'ho fatto mica per cattiveria, avevo quel chiodo in mano, così. Cosa ci facevo? Vieni qui, mettiti bene così, metti le manine qua, forza, sul tavolino. Cosa facciamo, un giochino? Sì, un altro giochino. Appoggia la testa qui sul banco. Ok, sei pronto? Chiudi gli occhi. Trattieni il respiro. Così. Dici 33. E adesso trattieni il respiro. Aia! Hai visto Mario Bianchi? Ha fatto 6 rimbalzi, hai visto? Sì, Mike. Dai che adesso andiamo a farci 4 risate. Sai cosa facciamo? Andiamo giù in garage, che c'è la macchina nuova di Mastrotta. E allora? Colleghiamo i fili elettrici dell'accensione con il serbatoio della benzina, così quando gira la chiavetta, allegria, amici ascoltatori. Un gran bel falò, va bene? Andiamo, Mike, Grazie, andiamo. arrivederci. Grazie a Mike, abbiamo dato anche per oggi. Sentiamo se c'è Mike. Sentiamo, eccolo là. Pronto? Lo stiamo chiamando a casa. Vediamo se. Oi. Sentite solo un oi? Manca un la la. Forse perché Mike non trova la cuffia, a casa c'ha le cuffie. Mike. Oi la la. Eccolo. Mike, buongiorno. Allora, finalmente una buona notizia dai giornali. E quale notizia, signor Mike? Ho letto che vogliono regolarizzare 500.000 immigrati. Sì, è vero. Avevo bisogno di nuovi filippini per la villa della Daniela. Ah, la villa della Daniela, quando l'ha comprata? Oh, gliela devo ancora far costruire. Per questo ho bisogno di braccia. Certo. Ha voluto una villa in mezzo alla natura. Ah, ha comprato dunque il terreno fuori Milano. L'ha voluta dentro il Parco Nazionale degli Abruzzi, in mezzo ai cervi e alle marmotte. Pensate, ho fatto recintare 50.000 metri quadri di bosco, amici ascoltatori. Ho speso più di filo spinato che a comprare il terreno. Certo. Praticamente confiniamo con Pescara. Senta, ma il Parco Nazionale degli Abruzzi è un solo pubblico? Come... Lo so, Sapete quanto ho speso per ungere chi di dovere? Se compravo il Duomo di Milano con annessa la piazza, forse avrei risparmiato. Roba da matti, amici ascoltatori. 950. Ah, lo conosce Amedeo Minghi? Avevo già 70 anni. Nel 50, certo. Vabbè. Forza, fate entrare il piccolo stafilococco con le gambe per la telepromozione. Allora, patacche! Eccomi qua! Mi chiamo Lallo e vengo da Bagnacavallo! È tutto allora, fuorché romagnolo. Che accento sarebbe questo? Questo è un accento romagnale! Allora io mi chiamo Mike, mi piace Forlì e ti faccio un mazzo così, lo sai? La colpa è di Mario Bianchi, scommetto che vai a scegliere i concorrenti tra le cavie umane dei laboratori. No, Mike, ti sbagli, loro spediscono le cartoline e poi li selezioniamo. È vero, come tutti i concorsi, spediranno i tagliandi. Caro Baldini, io il tagliando lo farei volentieri a tua sorella, lo sai? Quanti chilometri ha fatto adesso? Ma non lo so adesso. Avrà bisogno di una controllatina. Lasci stare. Va bene, adesso basta, mi sto innervosendo. Mandate la sigla. Sigla. Rovagnati presenta. Rovagnati presenta la prima videoteca suina, Porkbuster, dove potrai trovare tutti i film per far divertire il tuo maiale. Ah, per maiale. Ma senti un po', patacche, ma si vedono anche film sconci di donne nude.
Allora, caro piccolo orfano di Amarcord, se mi chiami Patacca ancora una volta, ti appendo alle pale del mio elicottero per gli Zebedei e poi decollo. Hai capito? Sì, ho capito. Forza, Mario Bianchi, rimanda la sigla. Sentiamo. Sigla! Da Porkbuster potrai trovare tutti i films suini appena usciti, come Quella porca ultima meta, oppure Il maiale dalle piume di cristallo, o L'uomo che sussurrava ai porcelli, o il famoso cartone animato L'era maiale, oppure Il buono, il brutto e il suino, o un altro bel film tipo Sbatti il porco in prima pagina, oppure Il maiale sul fiume Quay. Oh, fantastico, quel film bellissimo, Profumo di porca. No, è di donna. Ascoltami, bordelas. Allora, la vedi che ci sono anche film spenti, bordelas, che non c'è altro. Allora, ho 80 anni di televisione senza incidenti e devo prendermi l'ergastolo proprio adesso, all'apice della mia carriera. Calmati, Mike, il bambino non ti ha offeso, parlava solo di film spinti. Ho capito, senti, piccolo tortellino romagnolo ripieno di stronzate, vieni qui. Ti piacciono le cose spinte? Mi piacciono molto a me, cose spinte. Allora, bene, se ti avvicini ti faccio vedere una cosa molto spinta, eh? Sì. Ci sei? Sì. Forza, bravo. Chiudi gli occhi. Ma adesso li chiede. E fai Era abbastanza spinta? Allora, bene, per darti questa mazzata ho preso la rincorsa più spinta di così. Certo. Mario Bianchi, adesso andiamo a farci 4 risate. C'è Mastrotta che è andato in bagno a fare un bisognino. Facciamo come ho fatto, così come ha fatto Moggi con l'arbitro. Lo chiudiamo dentro il cesso e tu ingoi la chiave. Ah, lui. Grazie. Allegria, amici ascoltatori. E abbiamo terminato anche con Nonno Mike. Che vuoi fare? Chiediamo del film, no? Sì. Pronto? No. Pronto, Mike? Chi è? Ciao, sono Rosario. Ah, Baldini, come sta? No, Ciao Fiorello. Mike. Ciao Mike, tutto bene? Sì, ma cosa è successo? No, Mike, sono Rosario. Ah, sei tu? Sì, sono anche io, insieme a Baldini. Ah, ho capito. Senti- Che novità. Vabbè, senti, allora abbiamo buone notizie, hai saputo che No, so dobbiamo niente. lavorare. No, ma non lo possiamo dire in radio perché quella è pubblicità, capito, Ma Mike? che ne sai? Che pubblicità è? Dico che io e te dobbiamo lavorare il 23 e il 24 insieme. Il 23 e il 24. Non ho capito bene il primo numero, il 20? 3. Va bene. Ho capito. 23 e 24. Di aprile? Di aprile? Ma no, adesso dai. Ah, ora? Ah, bene, Certo. bene. Sono Ma contento. scusa, Faccio ma non finta. te l'hanno detto? Ma sì, però faccio finta di non saperlo. Ma non farlo spiritoso, vai. Mike, dove sei intanto? Beh, in questo momento mi sto preparando, anzi... senti, volevo dirti una cosa. Sì. Io mi auguro, tu sai che io una volta ti ho detto che tu sei il numero 1 nel tuo campo. Sì, ma tu lo ascolti qualche volta Fabio Fazio? Perché? Rispondi. Sì. Ecco, allora, che cosa ha fatto questa settimana? Cosa Sabato e domenica. Fa il programma bellissimo che io seguo quasi sempre quando Ecco, non allora lavoro. chi c'era come ospite questa settimana? Non lo so perché. Perché Morricone mi dicono. Ma che Morricone, ma cosa dici, dai. E chi c'era? Tu? Niente, no, non c'ero io, no. Volevo C'era soltanto- Bertinotti. Ecco, bravo, c'era Bertinotti. Sì. E prima c'era Cardo che ha fatto una solo al violino. Al violino, il violinista a Cardo. Comunque, perché voglio parlare di lui? Perché gli parlavo poco fa, mi è rimasta in mente una cosa. A chi gli Così parlavi? come io ti ho detto che tu sei il numero 1 nel tuo campo, perché sei bravo, imiti bene, canti bene, reciti bene, balli bene, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo eleggere Fabio Fazio a numero 1 nel suo campo delle interviste. Ma Perché certo, è straordinario. anzi Guarda, lo premiamo proprio noi con la cassatella che abbiamo qui davanti. È bravo, sai perché? Hai ragione Mike, perché uno che riesce a fare uno show con delle interviste ben fatte va applaudito. È straordinario, e veramente, soprattutto guarda. a quell'ora lì su Rai 3 Poi contro è le molto varie... modesto, è modesto. hai Molto, capito? molto È un bravo modestissimo. ragazzo e quindi volevo dirlo a te, perché uno di questi Ma giorni... perché lo dici a me? Perché voglio fare un pranzo con i 2 numero 1 d'Italia della televisione, con che te e bello. con lui, va bene?
allora combineremo, d'accordo? Va bene, combiniamo. Senti, adesso ti devo salutare. No, non mi devi salutare subito. No, sta arrivando il tram, devo andare via. Ma quale tram? Ma non prendi il tram. Non posso perderlo. Ma ci avrai il tram privato. Sì. Volevo solo dire. Il tram privato? Non sono mica come te che hai tutto privato. Ma va. Cos'è di urgente? Dimmi. Intanto volevo dirti che qui abbiamo 2 attori ospiti che sono, uno si chiama Riccardo Scamarcio, lo conosci? No, non lo conosco. Poi? E poi l'altra si chiama piacere. Laura Chiatti. Non conosco nemmeno lei. Ma stanno facendo il film. Così impari un'altra volta a chiamarmi per chiedere queste cose. Ma è ovvio che li conosco. Sono bravissimi. Grazie. Li conosci? E che film hanno fatto adesso da poco che sta avendo grande successo? Questo non te lo so dire, devo scappare perché sta. Ma quale tram? Ho voglia di. Ciao, non insistere, ci sentiamo domani. Ma dove vai? Mike! Niente, ha appeso in faccia. No, aspetta. Facciamo, vogliamo farlo incazzare sul serio? Sì. Richiamiamolo. Vai. Ti immagini lo sentiamo ding 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 dentro il tram davvero? Ti manda, Riproviamo ancora. Ci ha appeso in faccia. Ti manda. Ora trovi spento. È meraviglioso. Pronto? Pronto, signor Mike? Sì, chi è? Buongiorno, sono Garbellini del Corriere della Sera. Sì, mi dica. Volevo fare 2 domande. Guardi, io sto prendendo il tram adesso, non posso rispondere. Mi chiami questa sera, mi scusi, ma devo andare. All'inizio aveva boccato, poi ha sentito le risate, se no era dentro con le scarpe, gli potevi fare veramente. Prima c'era cascato, poi ha capito. Allora è stato al gioco prendere il tram. Se mi dica, era lì, gli potevi chiedere di tutto, Lo richiamiamo? No, se non esageriamo perché poi alla terza chiamata cambia scheda. So io cosa fa. Allora, intanto fatemi fare un saluto alla mia mamma che oggi non sta, che non ci risponde da 4-5 giorni. Sì. Proviamo. Come mai? Ci siamo. Deve esserci qualcosa sotto. Pronto? Mike. Ehi, chi è? Rosario. Quella finalmente, No, finalmente lo dico. Mike, qui c'è un applauso. Ma finalmente lo diciamo noi. Sono 4 giorni. È 4 giorni che ti cerchiamo. Hai una bella faccia tosta, mi hai rotto il telefonino. Cosa? Mi hai rotto il telefonino. Io? Sì, tu. Come, scusa? Perché mi chiamavi quando io ero in allenamento, era una giornata bruttissima, grande vento, per rispondere al telefonino ho dovuto fermarmi, ansimavo, ho dovuto togliere il berretto, ho dovuto togliermi i guanti, prendere il telefonino, mi è caduto di mano, è andato nella neve e poi dopo non funzionava più. Per cui ho dovuto darlo a riparare, adesso finalmente è a posto. Però strano perché suonava. Suonava, sì, perché dove lo fanno... c'è la linea c'era. La linea c'era, ma io non avevo il telefonino. Adesso comunque ti rispondo. Guarda, ma chi è che ha detto comunque suonava? Chi è? Chi è chi? Chi è che ha detto comunque suonava? Baldini. Cosa gliene Sì, Baldini. Chi è Baldini? Buongiorno Mike. Bravo Baldini, complimenti. Volete mettermi nei guai? No, per carità. Senti Mike, oggi abbiamo degli ospiti incredibili. Intanto c'è il direttore del GR1 Antonio Caprarica, lo conosci? Importantissimo. Sì. Io gli voglio molto bene perché noi ci conosciamo fin da Londra. Ma dai. Anzi, devi dirgli che... Non abbiamo cominciato assieme però. No, ma però insomma, mi manca. Secondo me lui era il personaggio perfetto per fare questi collegamenti da Londra. Adesso comunque ha un grande incarico. Certo. Però quando era a Londra era fantastico, eccezionale. Che cravatta porta oggi? È rosa. No, è un lilla. No, lilla. È un punto di rosa. Un punto di rosa. Tu sai che lui è conosciuto come l'uomo che porta le più belle cravatte in Italia. Addirittura? Tutti i giorni cambia cravatta. Tutti i giorni, veramente? Sì, anche 2 volte al giorno, dipende Pensa anch'io ai calzini. Hai capito? Senti Mike, ma dove sei in questo momento? Sto andando a registrare perché già cominciamo le registrazioni del migliore, il mio quiz. La prima puntata va giovedì
il primo giovedì di aprile, per cui poi oggi devo fare anche la copertina per Sorrisi e Canzoni. Oggi ho una giornata molto molto pesante. E come ti vesti per la copertina? Ma ho una giacca scura e una chiara, poi deciderà il fotografo, vedremo. Stai attento con queste fotografie, Mike, non si sa mai che c'è Corona dietro. Sai com'è, no? Che fai una foto e ti ritrovi poi... non credo, dove saremo nei nostri studi. Comunque adesso mi devi lasciare andare. No, Mike, non ti posso, non ti posso, perché ti ho tenuto segreto un ospite che è qui e che secondo me ti farà non piacere ma di più salutare. Sì. Chi è? Allora, le iniziali sono LL. LM? LL. No, non lo so. Chi può essere? Era un grande musicista, presentatore, showman. Non dirmi che Lelio Luttazzi. E invece sì, è qua! Ciao Mike. Caro Lelio, quanti ciao. anni che non ci vediamo. Ebbene sì. Ma lo sai che sono veramente tanti, Tanti. Mi dispiace che non ti sei più fatto vivo, Ti ricordi quando abbiamo cominciato la nostra trasmissione? Sì. Qual era? Il motivo in maschera. Il motivo in maschera, sì. Ecco. Da cui devo dire che quella trasmissione ha lanciato anche me alla grande, perché ero arrivato da poco dall'America, non avevo cominciato la storia. Forse penso che anche Lelio riconoscerà che gli diedero una grande orchestra, avevamo dei grandi cantanti, ti ricordi avevamo Emilio Pericoli? Dunque Emilio Pericoli e l'altro, sempre bolognese anche lui, quello che cantava più swing. L'anima sua, perché credo che non ci sia più. Ho paura anch'io, sì. Non ho più notizie, che è andata a vivere in Canada. Ecco, sì. Baciglieri. Baciglieri, è andata in Canada, come non sapevo. No, non lui, la cantante. La cantante. Yula De Palma. C'ho dei dischi suoi adesso che mi ha mandato dal Canada. Canta meglio di allora. Ma è una cosa, è sempre stata, per me, è la miglior cantante che sia mai esistita, soprattutto per il genere che io amavo, naturalmente. Oggi c'è Mina, d'accordo, però insomma era indimenticabile. Dove abita adesso? Abita in Canada, ma io ho l'indirizzo a casa, ma ci siamo scritti, telefonati e basta, insomma. Anche per lei sono passati gli anni, però mi dici che canta molto bene. Benissimo. Del resto chi è un grande artista può andare avanti tutta la vita. L'altro giorno stavo ascoltando una cantante americana che ha compiuto 80 anni e ha fatto una serie di dischi di jazz che sembra una ragazzina di 20 anni. Il jazz, incredibile, guarda. I grandi artisti durano. E anche tu duri, so che hai fatto tante colonne sonore, vero? Ma questo tanti anni fa, poi ho smesso, poi sono stato 20 anni senza far niente. Adesso mi hanno così fatto un disco per così i miei amici, mi hanno inciso, sai, De Sica, i cantanti non cantanti, Fiorello stesso mi ha fatto dei pezzi. Senti, ma però bisogna che noi ci vediamo dopo tanti anni, Va bene. Non vieni mai a Milano? A Milano è difficile, no? Dopodomani devo andare a Trieste perché è la mia città e perché mi fanno Vuoi andare a Trieste, Mike? Trieste è una delle più belle città d'Italia. Io sono innamorato di Trieste. Bravo. E amo Trieste perché quando vado lì giro, le donne mi vedono e dicono Zecoccolo. Sì, Zecoccolo. È grande. Va bene, dai Lelio, mi farò dare il tuo numero di telefono se non ti dispiace, perché so che vuoi mantenere l'incognito. Sì. Però mi farebbe tanto piacere vederti. E nel giorno in cui ci incontreremo devi mettere un fiore all'occhiello, perché credo che non ci riconosceremo più dopo tanti anni. Io ti vedo continuamente, quindi io ti riconoscerei. Ad ogni modo, Mike, scusa, quando tu verrai a Roma per quella cosa che tu sai? Sì, per gli spot, perché sembra che facciamo delle cose brutte. Veniamo a fare degli spot molto belli. A fare quegli spot che facciamo io Dunque, e te. guarda che è stato stabilito definitivamente la data, il 10 e l'11. Non cambiarmela, perché mi hai cambiato le date già 3 volte. Gli hai cambiato le date 3 volte e sei arrabbiato, Non cambiarle più. La colpa è sua, Mike, lo so. Ma Mike, guarda che c'entra anche il regista che aveva da fare,
No. Sì. Il regista non è più il nostro, ma è Veronesi di nuovo. Lo so. Non è più Irzi. Ma queste cose, sai, a loro non interessa. Però dico, quando verrai in quei giorni a Roma, organizziamo con Lelio e ci facciamo un pranzo, una cosa. Ecco, questa sarebbe una bella idea, senz'altro. Va bene. Ok, senti, lo sai che per colpa tua anche io devo festeggiare i 35 anni di matrimonio. E avevo fissato la data, poi dovevamo registrare, insomma è andato tutto a pallino. Daniela si è arrabbiata un po', Ma io mi farò perdonare da Daniela, lo sai. Ecco, un bel mazzo di rose già magari, Già fatto. Ok, lasciami andare adesso perché mi aspettano, Saluto tutti, Lelio, va bene, ti salutiamo, sei stato grande come al solito. Buongiorno. Ciao Mike, ciao. Sono nello studio, non chiamarmi perché non posso rispondere. Domani non ti chiamo, va bene. Va bene, ti saluto, ciao. Ciao amore mio, ciao, io lo adoro. Attenzione, chiuso l'aeroporto di Fiumicino, visto un pazzo che canta al telefono. Salutiamo tutti coloro che hanno collaborato, autori, tecnici. Prega se siete a Bolzano. Vabbè. Forse quando vado a New York o a Miami io forse vi telefono. No, vabbè. Senta, lei conosce Bolzano? Bolzano? Sì. Detta anche Bozen, in lingua ladina, altitudine 262 metri, superficie 52,34 km quadrati, 99.927 abitanti, prefisso telefonico 0471, Santa Patrona, Maria Santissima Assunta, comuni contigui, Appiano, Cornedo, Nova, Ponente, Renon, San Genesio, Terlano, Vadena. No, non la conosco. Ma scusi, ma come? Ha detto tutta sta... Neanche un Atlante geografico. Povero, piccolo, insignificante peduncolo di un Baldini. Allora, ma tu lo sai come sono noto da queste parti? No, come noto, scusi? Lo sai? No, non lo so. Pensate, amici ascoltatori, mi chiamano la Freccia della Val Venosta, amici ascoltatori. Pensate, sono l'unico sciatore capace di battere in velocità lo Sky Lift. Lo ski lift? Ma lo ski lift va in salita, scusi, lo ski lift. Appunto. Sono tutti bravi ad andare in discesa. Certo, vabbè. E poi diciamo la verità, amici ascoltatori. Da quelle parti in qualche baita sono anche famoso. Perché ci racconti cosa è ero successo? giovane, mi ricordo, guardate, ero andato sulle Dolomiti a fare un po' di trekking e un po' di Nordic walking. Nordic walking, qualche tiro l'esotta si ricorda ancora di me, lo sai? Sì. Lo sai come mi chiamavano qui? Il mio soprannome era un altro, No, qual era? Non vorrei dirtelo, se no la Daniela si arrabbia. Me lo dica. Bene, allora mi chiamavano la trivella del Rosengarten, amici ascoltatori. Grazie signor Mike. Ci vediamo, ci sentiamo dopo. Alle 3:05 mi richiamo, va bene? Grazie, forza. Arrivederci. So che avete la Karen lì, sì, vero? Lei la conosce? Certo, la conosco, abbiamo sciato insieme 1000 volte. Ah, sì? Ogni volta ero costretto ad aspettarla. Lei era più veloce di... Ciao Karen, come va? Bene, grazie a lei. Mi dà ancora del lei. Le dà del lei, Mike. Cosa voleva fare? Davanti a tutti, però in privato, insomma, le cose sono diverse. Va bene, lasciamo stare, non voglio metterla in difficoltà. Ciao Baldini, ti vedo sullo schermo, sei un mostro, lo sai. Invece lei è bellissimo, signor Mike. Hai un mento talmente grande che ci si può fare il salto con lo sci, lo sai. Va bene, arrivederci, ci sentiamo dopo. Posso dire un'ultima cosa? La dica, vorrei farvi sentire una canzone. Quale? Che vi lancio io. Qual è? Allora, il pezzo è dei Capsicum 3, li conosci? Sì, me li ricordo. E chi sono? Erano quelli che hanno già fatto un Captain of the Heart. Era una cover. Era una cover. Invece questa canzone si intitola e la dedico a te. Quando stai in compagnia di Ciccio Bozzi, cioè? Che cosa fai tu? Scappa! Scappa! Sentiamo un po'. Ma cos'è? È in Francia? No? Scusate, ma che è? Ma cos'è? Pronto? Ma dov'è? Ma che sta dicendo? Ma è un night? È lui, no, è lui. Questo è lui che sa che siamo a Bolzano, sta preparando. È tedesco? No, inglese.
È inglese? Sentiamo. Non riesco a capire. Votre correspondant n'est pas joignable. Veuillez le rappeler ultérieurement. È francese. Francese. Pronto Mike? No, niente, figlio. No. Mike! Ci ha messo tutte le attese del mondo. Sai. Welcome to the SFR network. Siete sicuri? Che numero avete fatto, ragazzi? Please try again later. Io non ci posso credere che sia lui a fare sì. Pronto Mike? No, Mike, parte la musichetta. Per favore, Mike, non mi fare questo. Abbiamo capito, Mike? Potete rifare il numero, ragazzi? Abbiamo sbagliato il numero, secondo me. Anche secondo me, Secondo non può essere, che sai che numero avete fatto, Dai, se non lo chiamo col cellulare. L'aeroporto del Dubai. Ecco, nel frattempo Cremonesi, per non farci mancare nulla, ce la rifà al pianoforte. Fammi una cortesia, Allora, io lo chiamo col cellulare, scusate. Dai, prova. Lo chiamo col Ecco, squilla. Suona. Suona. Ecco. Questo è suo. Allora... Eccolo. Mike, avete sbagliato il numero, deficienti. Pronto? Mike! Hai anticipato, perché hai anticipato? Vedi? Cosa ho anticipato? Sono le 3 meno 10. È l'ora che ti avevo detto io. 3 meno 5. Va bene, però se no... Guarda, mi hai preso per un pelo perché ho fatto una corsa per strada e sono andato qui da amici. Ma dove sei? Altrimenti sono a Monte Carlo. Wow, a Monte Carlo. Sì. Lo sai dove siamo noi? Dove? Siamo a Bolzano. Paulsen. A Paulsen. Esattamente a Bolzen, come lo dici tu. Paulsen. E come mai sei a Paulsen? Perché stasera è uno spettacolo qui al palazzetto di Bolzen, come dici tu. E allora siamo venuti qui, siamo alla sede Rai di Bolzano. Però guarda che se non canti tirolese non va mica bene lo spettacolo. Tu lo sai fare, vero? Sai fare lo yodeling? Lo? Yodeling. Io... Guarda come lo faccio io, senti, il tuo è fasullo. Come fa? Eri tu, Mike, registrato. Il mio era naturale. Senti, ma tu sai qualche parola di tedesco? Beh, insomma no, io veramente come lingua della zona parlo il gardenese, il ladino, perché per tanti anni quando ero bambino andavo in Val Gardena, a Ortisei. Per cui io parlo il ladino, poi... E fammi sentire? Sessa da Rusne Gardena? Sessa da Rusne Gardena? Sai cosa vuol dire? No. Sai parlare il gardenese? Ecco. No. Oppure Covalapa, lessa buona o sletta? Scusa, qui c'è un ladinese, vediamo un po'. Ce l'hai buona o sletta tu? Come ce l'ho buona o sletta? Che vuol dire, scusa? Buona stai bene, sletta le cose vanno male. Di sì, fammi una cortesia. Sì. Allora tu ce l'hai buona o sletta? Sletta, sai che vuol dire? Sletta. Stai male allora. No, perché c'è un ragazzo ladino qui. Ma Fassano. Lui è gardenese. Lui è gardenese. Ma quando lui è gardenese? Gardenese. Gardaland. Gardaland, ma cosa c'entra? Dai, per favore. E Baldini. Queste sono cose serie, dai. Senti, lo sai che noi abbiamo qui con noi Karen Putzer? La conosco, quando era qualche anno fa. Ci siamo incontrati, mi pare, davanti all'inizio della pista del Ventina. È vero? Sì. Ecco, ti ricordi? Ti ricordi Karen? Sì. Come no, tanto simpatica. L'hai visto sciare Mike? Scia molto bene. Sì, ma purtroppo adesso, cara mia, faccio solo il fondo. Lo sai che mi sono rotto il femore, Karen, purtroppo? E allora non faccio discesa, devo aspettare un po' finché non mi tolgono i chiodi. Quanti chiodi ti hanno messo? Due chiodi lunghi 20 centimetri l'uno. Però ho fatto quasi 200 chilometri di fondo da gennaio, hai capito? Non si è mai fermato, da gennaio? No. Sono 200 chilometri, 200 chilometri, 8-10 chilometri al giorno. Quindi... Sono andato benissimo. Senti, e poi abbiamo un altro ospite qua. Secondo me non lo conosci. Si chiama Ezio Zermiani. Ma figurati se non conosco Ezio. Ma vai. Non ci credi? È arrivato lì in Ferrari? Non lo so come... Guarda, Ezio, prego, c'è Mike. Ciao Mike, ciao. No, come va la tua Ferrari? Bene, dovremmo vincere domenica prossima. Sì. Com'è la pole position? No.
Un grande. Ma come lo dice? Rifai pole position che questi qui non sanno parlare, dillo. Sì, ma oggi probabilmente hanno già fatto delle prove. No, sì, prove libere, però sai, sono relative perché non si sa con quanta benzina corre uno, l'altro. Sì, quindi... vabbè, ma come sono andate le prove? Sì, bene, abbiamo sentito Stefano Domenicali poco fa, che è quello che sostiene. È andato bene, è andato bene. Dice che è andata bene la Ferrari. È andato bene, cosa significa? Sì, vabbè, primi, secondi, ma sono relativi. Ah, primi e secondi. Sì, vabbè. sì. Bisogna arrivare primi e secondi in gara. No, domenica, è domenica che conta, vero? Certo. Tu pensi che si faranno dopo la figuraccia della scorsa settimana? Figuraccia, dai. Speriamo, no, certo, no, purtroppo. Vedi, purtroppo la stampa ha strombattato troppo. Ah, la Ferrari qui, la Ferrari là, e qui sono i più forti. Invece no, bisogna andare cauti, vedere i risultati. E poi dopo 5 o 6 gare si può cominciare a parlare. Esatto. Bravo. Senti Mike, scusa, se tu dove sei in questo momento? Monte Carlo dove? Sono qui davanti al casino. Ah, lì. Non senti che c'è l'eco? Lo senti che c'è? Ma sei un al eco? casino dentro o... No, io non gioco. Un attimo, Baldini, il 13, il 13. Esce il 13. Tu non giochi, vero Mike? No, io non gioco assolutamente. E allora che fai? Hai giocato? Caro mio, io i miei soldi me li guadagno, me li sudo e me li tengo stretti e non li vado a perdere giocando. Io li guadagno, li sudo, li sperpero. E in che cosa, come li spendi i soldi? Qualcosa spenderai, Mike, no? Beh, quando li spendo a fare dei bei viaggi e poi non lo so. E le macchine che ti piacciono? Sì, macchine ne ho tante. Quante ne hai, Mike? Io lo so. Dunque allora ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 macchine c'hai. Sì, però attenzione, non è che le uso tutte io. Mia moglie ne ha una, i figli ne hanno una a testa. E chi paga tutto? Purtroppo paga papà. Sono sempre io che devo pagare, mio caro. Perché tu non paghi in famiglia. Certo che chi vuoi che fa. Senti, ritorniamo invece... Allora, ti sei riposato bene dopo le fatiche dell'altro ieri? Sì, perché abbiamo lavorato. La polizia. Mike, che succede? Niente. È uno che si è ballato tutto al casino. Lo stanno portando via. Ma tu ti stai parlando all'esterno, vero? La gente ti vede, ti riconoscono a Monte Carlo? No, non mi vedono perché ho chiesto rifugio dentro un palazzo e mi hanno fatto entrare in un appartamentino. Hai capito? No, perché altrimenti faccio lo show della strada, non si può. Senti, purtroppo vogliamo finire il discorso. Sì. Sei ancora stanco? No, non sono. Rifatto cosa? No, Cosa ti devi rifare? Mi sono riposato, sì, sono venuto a Bolzano, sì, perché abbiamo girato degli spot io e Mike insieme, per 2 giorni di fila siamo stati insieme, gomito a gomito. Qual è il personaggio che ti è piaciuto di più che ho fatto? Che hai fatto? Beh, devo dire che Dante Alighieri. No, Garibaldi. Io Garibaldi sul telefonino ce l'ho, come salvaschermo ce l'ho proprio. Perché Mike vestito da Garibaldi è una cosa che... Però poi anche... ho fatto il pizzaiolo, il pompiere... Insomma, mi hai fatto lavorare, il postino. E io invece... Guarda che alle prossime devi lavorare tu, E io come l'ho vestito invece? Tu eri in borghese, stavi lì con le gambe accavallate, ogni tanto ti alzavi per dire la tua. E ma basta. non va mica bene così. Invece Mike correva per cambiarsi. Sì, 40 cambiamenti come minimo ho fatto, ma non sto scherzando. È vero, ho lavorato 11 ore il primo giorno e 12 ore il secondo. E io invece? E tu invece stavi lì seduto a chiacchierare, parlare col telefonino. Va bene, senti, adesso devo andare perché... Dove vai a quest'ora, Mike? A Monte Carlo che si fa alle 3? Ma no, guarda, devo tornare a Milano. Torni, non fai neanche il weekend lì? No, probabilmente andrò in montagna. Sono venuto qui, dovevo firmare dei documenti. Per qualche eccessione, qualche casa, qualche cosa. Capitale all'estero. Lo sai che, insomma... Hai sentito di questa cosa di Milano? Tu che ne pensi? Mamma, noi abitiamo proprio vicino lì ai cinesi, Ah sì? Però sono tanto simpatici i cinesi, guarda. Sì, beh. Poi quelli che lavorano nei ristoranti sono molto seri, eccetera. Io non so cosa è successo lì, evidentemente non lo so, qualcosa è successo, perché si sono scatenati veramente. Speriamo che tutto torni normale. Vai te Mike a sedare, vai te, amici ascoltatori, allegria e tutto passa. Allegria, vabbè. E tutto passa. Senti Mike, noi ti ringraziamo per aver speso
Senti, adesso dove vai? Vai a fare un po' di ginnastica, sai che ti ho detto di fare ginnastica. Vai a cercare una Turnenstange. Chiedi alla Futter cos'è la Turnenstange. Scusate, ditemi cos'è la Turnenstange. Cos'è la Turnenstange? Ah, la palestra si dice Turnenstange. Però no, non è la palestra. E cos'è? No. E dimmi. È quella dove ti afferri e vai su e giù. Sì, ho capito, la pertica. No, nemmeno la pertica. La sbarra. La sbarra, si chiama Turnenstange. Allora, tu devi uscire e vai da oben in die Wiese fai di Turnenstange. Capito? Secondo me ti menano, se dici. Anche lo dirò. Mi ridono tutti, però, lo sai? Certo, perché mi capiscono, io sono uno dei loro. Mi viene in mente Frankenstein Junior, Schwanstuck, la stessa cosa. Ti saluto, ci sentiamo. Va bene, Mike, tu sei qui per tutti, sei Mike Guten Tag. Mike, buongiorno. È vero. E arriverà un po' più tardi al telefono, però eccolo là, adesso ci è arrivato, sentiamo se c'è. Pronto? Sì, ciao. Come ciao, signor Mike? Da quando in qua lei dice sì, ciao? Allora, senti, non ho tempo, va bene? Vabbè, allora che dobbiamo fare se non ho tempo? Non possiamo registrare? Vabbè, se vogliamo possiamo registrare, ok, sì, vabbè. Che cos'è oggi? Oggi è mercoledì. Facciamo finta che sia martedì. Va bene, ok. Posso dire quello che voglio? Se è registrato sì, poi alle brutte... Allora va, ecco, tagliamo poi, e questo sarà bippato, è bippato, okay. Comunque, va bene. Allora, Senta, signor Mike, ma detto che siamo registrati, ha detto dire anche cose che certo. Solitamente non dico. Ma è perché deve dire qualcosa in particolare? A volte ci sono delle cose che è meglio non riportare, almeno in pubblico. Pensate come quella volta che Pippo Baudo si diceva, erano voci, avesse un flirt con Malgioglio. Addirittura. Ovviamente erano soltanto voci. Meno male. Solo il vecchio Mike ha le prove. Ma sì. mi raccomando, questa tagliatela. Va bene. Rimanga tra noi. Sì. Se no non posso dirvi chi è il vero papà di Massimo Giletti. Perché chi è il vero papà di Massimo Giletti? Ma non lo sapete? No. È Pippo. Ma come ancora? Ma lo sanno in pochi. Lo sanno, ma come al solito il vecchio Mike ha le prove. Ma anche questa non ditela, se non sembra che ce l'abbia col vecchio Baudo. Sì, scusi, che prove ha? Quali sono le prove? Pensate, amici ascoltatori, ho una foto di Pippo. Che accompagna il piccolo Giletti col grembiulino all'asilo. Che scena deve essere? Potrebbe raccontare il vecchio Mike. Ad esempio, potrei dirvi chi è il chirurgo che ha operato Amanda Lear. Ma perché, scusi, come fa a conoscerlo il chirurgo che ha operato Amanda Lear, scusi? Lo stesso che ha operato Pippo. Ma come, dai? Ma di cosa si è operato? Diciamo che si è fatto delle extension, ma se ha pochissimi capelli. Non ho mica parlato di capelli. Ecco, vabbè, allora ho capito, dai. Forza, iniziamo questa registrazione. Signor Mike, guardi che noi abbiamo già registrato, cioè non... sì. E quando andrà in onda? Va in onda, sì. Abbiamo registrato, andrà sicuro. Se vuole. Quindi andrà in onda tutto questo? Sì, se no dobbiamo farne un'altra, se vuole. Andrà in onda il fatto che ho detto di Baudo? Sì, esatto. Se vuole ne facciamo un'altra, però. No, chi se ne frega, sono cacchi di Pippo, lasciamo stare lì. Va bene? Allora ci sentiamo più tardi, provate a chiamarmi. Grazie signor Mike, arrivederci. Allegria. Eccolo qua. Lui ogni tanto sbuca, Sentiamo se c'è Nanni. Ecco, siamo in collegamento con Nanni. Allora. Sì. Buongiorno Moretti, è tanto che la sollecitiamo noi per... Avete cominciato con questo strazio. Adesso strazio, via. Ricomincia l'inutile teatrino dell'effimero. Sì. Bravi. Bravi. Questa inutile manifestazione di subcultura radiofonica. Infierisca allora, via, su. Ricomincia questa varietà di basso profilo. Ma Moretti, ma perché dice questo, scusi? Adesso anche in televisione. Sì, vabbè, siamo stati in televisione. Bravi! A sgambettare e a dire cazzate. Ecco, fantastico, così. Io mica ce l'ho con voi. No, con chi ce l'ha lei? Ce l'ho con chi vi consente di fare questa imbecillata. Sì, lei parla, però intanto ci ha visto.
Vi ho visto per sbaglio. Ecco, figurati. Io e mio figlio Pietro stavamo guardando Rai 1, aspettavamo i pacchi. Certo, figurati se. E poi che palle, la storia della polemica tra voi e quell'altro. Quell'altro là. Sì. Vabbè, è successo. Siete una massa di pirla. Vabbè, adesso, dai. Anzi, il pirla è uno solo. Moretti, questa battuta è molto in voga, ultimamente. No. Il pirla sono io che vi ho guardato. Lo sai capito? Va bene. Sapete cosa mi è piaciuto di quel programma? No, ci dica. I titoli di coda. Grazie, fantastico. Senta, comunque ho letto che da un po' di giorni che è uscito il Caimano in DVD, dentro c'è anche il backstage del film. Sì, scusate un attimo. Sì. Barbagallo! Hai sistemato il banchetto con DVD all'ingresso della festa del cinema? Sì. Ne stai vendendo qualcuno? Nanni, ancora no, mi sto scolando. Senti, accattatevi un backstage del Caimano. Ai primi acquirenti in omaggio DVD di vacanze di Natale. Accattato. Barbagallo! Ma sei impazzito? Nanni, se no qua non se ne vende manco uno. Vabbè. Moretti, abbiamo capito come li vende. Ma senta, cosa ne pensa di questa mostra del cinema di Roma? C'è un attimo di pausa, questo mi levi questo sottofondo che mi ha franto le palle. Bene, che lo ha scocciato, grazie. Se prende tempo è dura, Allora, sta mostra del cinema? Siete sicuri di voler sapere il mio giudizio? Sì, se no perché l'abbiamo chiamata, scusi? Allora facciamoci del male. Vabbè, la dico. Sì. È una martellata gigantesca sulle palle. Vabbè, ma non dica così, dai, che ieri è stato anche presentato La Sconosciuta, il film di Tornatore. Infatti. Lo dovevo intitolare Gli Sconosciuti, perché non ne conosco uno. Vogliamo parlare di quell'altro che ha fatto un film sul codice fiscale di Napoleone. Allora? Ma che cacchio di titolo è? Vabbè, l'ha chiamato comunque così. Ho capito perché l'hanno chiamato N. Perché? È il diminutivo di Nakagata. Vabbè, adesso no. Non mi chiedete del film di Crialese. Va bene, non glielo chiediamo. Mi cagate sotto? No, l'ha detto lei, scusi. Che fa, non me lo chiedi? Vabbè, allora glielo chiediamo. Cosa ne pensa del nuovo film, Nuovo Mondo di Crialese? La scena dove sono tutti immersi nel latte sembra lo spot del latte Soresina. Vabbè, dai. Ma il resto del film almeno? Quello è anche peggio. Ecco, fantastico. Vogliamo poi parlare del tappeto rosso che hanno messo al festival? Quello sì, dove passa. La risata di Moretti. Siamo in Italia e l'hanno chiamato Red Carpet. Sembra il nome di uno dei Pooh. Senta, andiamo oltre. Lei è troppo velenoso oggi, dai. Velenoso e dir poco. Senta, ma degli ospiti almeno cosa ne pensa? Solo la Bellucci. 4 sere, tutte e 4 sere c'era la Bellucci in tutte le sale. Meglio gli ospiti di Giffoni. Perché quali sono gli ospiti di Giffoni, scusi, del festival? Sicuramente il grande cineasta portoghese Faso Dupalle, che ha presentato la sua opera che si intitola Il bagno alla turca. No, casomai voleva dire Il bagno turco. No, Il bagno alla turca. E che film è, scusi? È basato su fatti veramente accaduti, la storia di uno che per 3 ore sta accovacciato su una tazza alla turca meditando sulle trame della vita. Memorabile. La scena in cui al protagonista cadono le chiavi nella tazza e per riprenderle si arrotola la manica della camicia e quando le recupera gli cade anche il telefonino. Ma parlare a voi di queste cose è come dare le perle ai porci. Certo, vabbè. La ringraziamo, Moretti. Scusate, c'è Buttafuoco lì. Sì, qua in prima fila. Buono quello. Ma vabbè, buono quello, adesso perché non la pensa come lei. Buono. Vabbè, ecco perché dice così. Volevo solo sapere. Vabbè, grazie. Vi siete schierati? No, che ci siamo schierati? Vengono tutti. Ieri c'era Bersani, scusi, oggi c'è. Chi? Bersani chi? Il ministro. Lello? Quello che ha fatto. No, non è Lello. Quello che ha fatto la legge, li sa, quella là. Ho capito. Allora voi date un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Bene, esattamente. Così, siamo cerchio bottisti. Siete delle merde. Grazie a Nanni Moretti.
Dicevo che lei parla inglese, insomma, non è poliglotta, non è una parolaccia. Anche lei si prepara all'arrivo di Bush? Believe you. Believe you? Te credo. Ho capito. George è un amico, è un friend. George, guarda, lo conosco da quando era ragazzo, un boy. Mi ricordo, Boy George si chiamava. Do you really want to hurt me? Sì, Do you really want to hurt me? Apprezziamo, Dai, che vuoi? Senti, potrebbe passarci il presidente? Ok, stay dietetic. Stay dietetic? Resta in linea, cretino, stay dietetic. Stay dietetic, resta in linea. Lo conosci inglese o non lo conosci? Stay certo. dietetic. Vai, questo è inglese di Trastevere. Allora, un attimo ti passo George Naples. Un attimo, Giorgio Napolitano. George, I want you. Sì. Quelli da radio. Ecco. Inglese proprio perfetto, no? Si sente di Oxford. My dear paesano e my dear paesano. Buongiorno Presidente, anche lei si prepara all'arrivo di Bush? Certamente. Io oggi già incontrato Bush padre, mo incontro Bush figlio, mi manca Bush Spirito Santo e oggi ho completato la collezione. Senta, ma è vero che Bush vuole andare a visitare Trastevere? Esatto, purtroppo, che fa? Vuole andare alla Parolaccia, un ristorante, lo sai, no? Perché dice che quando qualcuno lo manda a quel paese ogni 5 minuti si sente un po' come a casa. Ecco perché. Insomma, fervono i preparativi per venerdì, insomma, ci sono molti agenti, forze speciali. Sì, continuano a fare le prove sulle vie in centro, ogni giorno si blocca il traffico. E questo è un problema, diciamo. No, ma quando mai, Baldi? A me quando si blocca il traffico mi sembra di stare a Napoli e mi commuovo. Certo. Penso alla tangenziale bloccata a Secondigliano, pensano belli ingorgo in coppa lungomare e mi viene i chiogni. Senta Presidente, su questa ondata di ricordi, vuol lasciarci con un messaggio alla nazione? Tengo un discorso fresco asciutto dallo scongelatore del Quirinale, un discorso di fratellanza italo-americana. Comincio? Vada. Cara paesana e care paesani, tu abballo un rock and roll, tu gioca a baseball, ma i soldi per camella chi te li dà? A borsetta di mamma? Tu vuoi fare l'americano, Presidente. Baldini, voi conoscete già il mio discorso. Ci vorrà molto, ci vorrà. Vabbè, allora già capite, vado a ripassare l'inglese, bastano 3 parole come la canzone. Sole, cuore, amore? No. Dollars, Petro e Putandur. Perfetto. Ci vedremo, viva l'Italia, forza Napoli e abbassi i playoff. Certo, Napoli deve fare il playoff. Arrivederci Presidente.